Banche Venete a Roma attesi 2000 risparmiatori veneti davanti a Montecitorio per il nuovo sit-in di protesta per chiedere nuovi urgenti interventi dal governo. Intanto chiesto rinvio a giudizio per Zonini nell'inchiesta BPV. Rapine in casa, spaccate negozi e raid nelle sale slot, i carabinieri di Treviso sgombrano una banda di sinti, 5 persone in manette. Violenza sessuale su una bimba di 6 anni, figlia dei vicini di casa, autotrasportatore veneziano condannato. Condanna anche per il sacerdote che aveva molestato un quindicenne a Padova. Chiedeva foto hard a ragazzine per fantomatici concorsi di bellezza e poi le ricattava. 23enne studente universitario veneziano arrestato. Crisi aziendale, stipendi non pagati, sciopero la storica Melegatti di Verona. Per la prima volta il panettone tra i più tradizionali è a rischio. Il premio Nobel per la fisica assegnato sulla misura delle onde gravitazionali, anche un po' veneto. Il primo ad accorgersi del fenomeno è stato infatti un ricercatore dell'Università di Padova che ora si trova in Germania. A Piave di Soligo, ieri un paese in festa per il traguardo dei 107 anni di Maria Beltrame, tra le più longeve nonne del Veneto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, come avete visto dai titoli, oggi è una giornata importante per i risparmiatori veneti traditi dalle banche, dalla ex Popolari. Sono a Roma, attesi in migliaia, almeno 2000 per la giornata, proclamata giornata del risparmio tradito. C'è un sit-in in corso in questi momenti davanti a Montecitorio e fra pochissimo ci collegheremo proprio con Roma, con il nostro Lucio Zanato che sta seguendo questa manifestazione. Sappiamo, ma ce lo dirà poi lui dalla viva voce, che Patrizio Miatello, uno dei portavoci dei risparmiatori, si sta incontrando proprio in questi momenti con Pier Ferdinando Casini, che è stato nominato, come sappiamo, il presidente della commissione d'inchiesta parlamentare, tra l'altro non senza polemiche, sulle banche venete. Dicevo, ci collegheremo fra pochissimo per sentire proprio dalla viva voce di Lucio Zanato cosa sta accadendo davanti a Montecitorio. Prima però facciamo un salto a Treviso perché c'è stato dall'alba di oggi una vera e propria operazione congiunta dei carabinieri che in più zone del Veneto hanno portato a sgominare una banda di rapinatori malviventi di etnia Sinti, responsabili di numerosi colpi in varie province del Veneto. Allora, per tutti i dettagli ci colleghiamo con la nostra Lina Paronetto che sta seguendo questa vicenda. Lina. Buongiorno, eccomi. Sì, si sta concludendo la conferenza stampa qui a Palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, dedicata a questo blitz che hai anticipato dei Carabinieri proprio di Treviso contro una banda ritenuta specializzata in furti e rapine. 5 gli arresti in corso di esecuzione dall'alba di oggi tra le province di Treviso e Vicenza da parte dei militari dell'Arma, con la collaborazione tra l'altro dei cinofili di Torreglia e anche degli elicotteri del 14° NEC di Belluno. I manette sono finiti al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura di Treviso. 5 soggetti di etnia Sinti che sono ritenuti proprio i membri di un gruppo criminale dedito alle rapine in abitazioni, ai furti d'auto e anche alle spaccate ai danni di sale slot. Gli episodi contestati finora sono almeno 6 rapine e furti commessi tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone. Naturalmente ulteriori dettagli intervisti nel servizio in onda questa sera. Intanto da Treviso è tutto e ti restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. Noi torniamo a parlare del referendum in Catalogna. Come sappiamo, a domenica in Catalogna c'era tra gli osservatori internazionali il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che è tornato ad esprimere il sostegno del Veneto alla Catalogna, che ieri ha vissuto la giornata dello sciopero generale. Sentiamo. Uno sciopero come quello appunto fatto il 3 di ottobre, è una dimostrazione di organizzazione, ma anche, mi permetto di dire, di controllo del territorio potente, importante, e fa vedere che appunto non è una minoranza più o meno silenziosa, più o meno che sta a guardare quello che accade, è la gente che scende in strada. La compatta reazione di un intero popolo durante lo sciopero generale delle scorse ore ha dimostrato come la Catalogna sia pronta a diventare uno Stato, secondo il Presidente del Consiglio regionale Veneto Roberto Ciambetti, nonostante le anacronistiche prese di posizione da parte della monarchia spagnola.
Il re in Spagna dovrebbe essere quella figura che da garanzia, da cornice istituzionali dovrebbe contenere tutte le istanze e tutte le richieste, e invece purtroppo il discorso del re ha gettato benzina sul fuoco, sembra quasi appunto fatto apposta per magari rafforzare la monarchia, rafforzare l'attuale governo a Madrid nel resto di Spagna, dando forse già per persa la Catalogna. Spiace, conclude Ciambetti, che di fronte alla lotta di un popolo per la sua libertà anche dal Veneto siano arrivate dichiarazioni totalmente fuori luogo, come quella dell'assessore Elena Donazzan. Purtroppo io ritengo parole assolutamente inopportune, l'ho detto anche ieri ai mezzi di comunicazione, veder volare i manganelli in un seggio elettorale è una cosa che mai avrei pensato appunto in un paese europeo, sono cose che si vedono nelle repubbliche centrafricane e in qualche luogo lontano e sperduto dell'Asia. Non è pensabile, possibile che l'Europa permetta questo. E chiaramente in questi giorni in cui si è parlato del referendum dell'indipendenza in Catalogna, si è parlato ovviamente in termini diversi, ma anche del referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre, appuntamento che si avvicina sempre di più. Ne hanno parlato ieri a 20:10 anche Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo, sindaco del Carroccio della Lega Nord, e Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, tra i più ferventi sostenitori dell'astensione al referendum. Allora, sentiamo, non sono mancati ovviamente i momenti caldi tra le due posizioni ovviamente diverse. Sentiamo. Noi cos'è che contestiamo? Non l'autonomia, noi contestiamo questo referendum che è inutile. Noi perché chi? Noi chi? Noi chi? Lei? Tantissime, sì? io no, personalmente. Il Partito Democratico, il Partito Democratico si è espresso lasciando libertà di voto. Il Partito Democratico stanno girando a tutti gli incontri pubblici e anche nelle TV a dire il contrario. Il Partito Democratico, Bonaccini è un dirigente nazionale, il governo, il segretario del Partito Democratico Renzi, per cui è stato fischiato a Padova rispetto a questa posizione. Perché a me non sapevo che tu facevi parte anche dell'organismo del Partito Democratico. E che sai più di chi vi fa parte. No, so che forse ti sei dissociato tu dalle posizioni ufficiali. Dissociato affatto. No, però io vorrei faccia riferimento al segretario regionale Bisato, no? Quindi credo che sia questo. Però si dissocia in funzione di quello che interessa. E cos'è l'autonomia? L'autonomia significa che in luogo dello Stato che gestisce determinate materie lo fa la regione e ti vengono trasferiti quei soldi, non c'è un tesoretto che viene spalmato e che ti viene in quota parte e tu puoi spalmare in altre cose. Perché questo che hai detto non è assolutamente vero. Di quei denari. Non è assolutamente vero, come perché la trattativa riguarda le materie che tu puoi gestire e che ti vengono concesse. Su questa base ti vengono date le risorse che oggi lo Stato ha per gestire quelle risorse e ti vengono date alla Regione. Sarà poi la capacità della Regione a gestirle meglio degli altri, meglio dello Stato, a determinare delle economie. Non c'è un noi già le gestiamo meglio. Questo non è assolutamente vero. Come non è assolutamente vero? Ma basta che i Veneti si esprima, no? Non sei del Partito Democratico, allora, democrazia e partecipazione, invita i Veneti ad andare a votare. Temete il confronto nelle urne. La domanda iniziale. Lo temete, no? Posizioni ovviamente inconciliabili, ed è anche ovviamente la dicotomia che c'è insomma in questi giorni che ci separano dal 22 ottobre. Adesso la cronaca giudiziaria con una terribile storia di violenza. Un autotrasportatore cinquantenne di Fossò che è stato condannato a 4 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una bimba di soli 6 anni che era la figlia dei vicini di casa. Per l'uomo anche l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico per alcuni file sequestrati nel corso dell'indagine. L'uomo è stato condannato a un risarcimento nei confronti della vittima, delle sue presunte attenzioni e dei familiari di lei, che dovrà essere quantificato dal Tribunale Civile. Nel frattempo dovrà pagare una provvisionale di 7.000 euro alla bambina, ora dodicenne, e di 2.500 euro alla madre e al padre. Ed è stato condannato anche in primo grado l'ex parroco della Bassa Padovana, accusato di aver molestato un quindicenne. Sentiamo.
Condanna a 2 anni e 8 mesi per l'ex sacerdote accusato di violenza sessuale su un quindicenne della Bassa Padovana. La decisione è del Tribunale di Padova ed è arrivata al termine del rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, anche se il giudice ha negato la sospensione condizionale e stabilito un risarcimento di 15.000 euro per la famiglia, 10.000 dei quali sono già stati liquidati nei mesi scorsi. La difesa ha provato a far giudicare poco credibile il racconto del minorenne. L'ex sacerdote era stato denunciato ai carabinieri nel luglio del 2016 dal quindicenne, che aveva affermato di essere stato molestato dopo un pranzo in canonica. In aula il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi, anche dopo un'intercettazione telefonica nella quale il sacerdote avrebbe parlato della vicenda con un amico dicendo: "Mi chiedo come sono arrivato a fare una cosa del genere". Credevano di partecipare a concorsi di bellezza, invece era solo un modo per far fare loro foto hard. Sentiamo. Decine di ragazzine in tutta Italia sono state addescate su Facebook con l'invito a spedire foto osé e la promessa di partecipare a concorsi di bellezza che però erano inesistenti. Dopodiché sono state ricattate per settimane, alcune per mesi, e costrette a farsi vedere nude tramite una webcam oppure spedire nuove immagini che le ritraevano in pose a sfondo sessuale. Un incubo che ha portato alcune di loro a pensare anche al suicidio, ma l'intervento della polizia postale ha messo fine a questo raggiro con l'arresto di un 23enne residente in Riviera del Brenta e studente di informatica all'Università di Padova. Ora è in carcere per pornografia minorile e tentata violenza sessuale. Gli episodi che gli vengono contestati al momento sono 6, ma la polizia postale di Mestre ha già raccolto decine di altre denunce presentate in tutta Italia. Il 23enne era già finito sotto inchiesta nel 2014 per detenzione di materiale pedopornografico e quindi perquisito nel 2015, 16 e 17. Ciò nonostante, secondo gli inquirenti, avrebbe proseguito nella sua attività, pubblicando in rete le foto delle ragazzine che decidevano di non stare al suo gioco. La postale è riuscita a scoprire il computer dell'università da dove lui agiva, anche se nega ogni coinvolgimento nella vicenda. A Roma adesso, come promesso in apertura del nostro telegiornale, ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato in diretta telefonica per noi, sta seguendo la giornata del risparmio tradito. A te Lucio, come sta andando? Sta andando che qui c'è circa 1 migliaio di persone davanti a Montecitorio, spero vi siano arrivate le immagini perché qui c'è una forte presenza di telefonini, c'è difficoltà a trasmetterle. Stavo dicendo, sono circa 1 migliaio di persone perché il risparmio tradito non è solo delle banche venete ma anche ad esempio di Carige, di Banca Etruria, insomma di tutti i risparmiatori che si sentono traditi. Qualche minuto fa è entrata la delegazione con Don Torta, Gianluigi Paragone e un po' di altri personaggi, mentre Patrizio Miatello intorno alle 11 ha incontrato il Presidente della Commissione, Pier Ferdinando Casini. Non abbiamo ancora potuto contattare perché sono ancora dentro appunto come delegazione ma anche come incontro personale. Qui fuori ci sono diversi risparmiatori traditi, quindi abbiamo uno. Senta, perché è venuto qua a manifestare? Perché posso dire che è una brutta parola o no? No, siamo allora perché ormai siamo stanchi di sopportare, vedo che alla fine mese ormai non arriviamo più, o si decidono di combinare qualcosa o noi combiniamo da soli, dopo che non vengono a reclamare. Da dove viene? Siamo stanchi, da Conegliano. Quanti soldi ha perso? Ho perso 72.000 euro. Veneto Banca. Il risparmio della mia vita, di sempre risparmiato 13 ore. Con chi è che Paolo? In diretta su Antena 3. Ecco Paolo, se 13 ore di risparmiare un franco per metterlo via per quando ho detto vado in pensione se ne bisogno. Grazie. Abbiamo Belluco qua con noi, una battuta. Serve qualcosa questa manifestazione? Serve Belluco. Serve sempre qualcuno, la politica che è assente completamente, che adesso ci prendono anche per il giro mettendo Casini alla commissione di controllo. Grazie a Alfredo Belluco, pochi minuti, sentite che qui c'è molta confusione, c'è anche molta tensione, vi racconteremo tutta la vicenda anche in serata. Adesso restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Ovviamente la tensione in questi casi sale alle stelle perché la rabbia è sempre molto forte da mesi ormai, anche perché oltre alla questione del risparmio, dei soldi che ovviamente sono stati persi, sono andati in fumo e rischiano di non essere ristorati, ci sono anche le inchieste giudiziarie che vanno avanti. E allora da Vicenza sentiamo il nostro Andrea Zamaretti che ci aggiorna sulla inchiesta BPV. Sappiamo con il rinvio a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio per Gianni Zonin e altri 6 dirigenti. Allora le ultime novità da Andrea.
Buongiorno a studio, buongiorno a chi ci segue da casa. Nessun elemento decisivo per un proscioglimento né durante la fase di indagine né durante gli interrogatori. Per questi motivi la Procura della Repubblica di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente Gianni Zonin e per altri 6 ex dirigenti della Popolare di Vicenza al termine dell'inchiesta per aggiotaggio e ostacolo all'attività di vigilanza. I 7 indagati per cui è stato chiesto il processo, oltre che alla stessa banca, è contestato il reato di aggiotaggio in relazione alla pubblicazione dei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014. Sono inoltre contestati 7 episodi di ostacolo all'autorità di vigilanza tra l'ottobre del 2012 e la primavera del 2015. Nella nota diffusa dalla Procura si precisa che seguirà in un lasso di tempo contenuto la conclusione delle indagini preliminari in relazione alle incolpazioni residuali, auspicabilmente in tempo utile per riunirne la trattazione in udienza. In altre parole, i magistrati vicentini contano di riuscire a unire i 2 filoni di indagine in un unico procedimento. Nelle ultime ore a parlare è stato anche lo stesso Gianni Zonin, che attraverso i suoi legali ha espresso la massima fiducia nel lavoro della magistratura e l'assoluta disponibilità dell'ex numero 1 di BPV a chiarire la sua posizione e a fornire un'accurata ricostruzione dei fatti in sede processuale. Maggiori dettagli come sempre nell'edizione serale dei nostri notiziari. Linea che torna a studio. Grazie ad Andrea Zambenedetti. Il milionario croato, protagonista, lo ricorderete, della vicenda che portò alla morte in mare di 2 coniugi padovani, vuole tornare a navigare. Sentiamo i dettagli. Tomislav Orvantincic, il controverso tycoon croato sotto processo per aver causato la tragica morte in mare dei coniugi padovani Francesco e Marinelda Salpietro, intende tornare in mare e mettersi al timone di nuove imbarcazioni. A darne per primo notizia è stato il quotidiano spalatino Slobodna Dalmazia, che riporta come Orvantincic, costretto a terra dall'anno della tragedia, il 2011, stia cercando un natante ancora più grande e lussuoso del suo motoscafo, il 12 metri, che il 16 agosto di 6 anni fa impattò violentemente contro la barca a vela dei coniugi padovani, uccidendoli all'istante. 4 anni dopo, nel 2015, ecco la sentenza: 20 mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e tante attenuanti. In attesa di sapere come andrà a finire in aula, il magnate è stato avvistato nei giorni scorsi a Rapallo, in Liguria, dove ha manifestato un forte interesse nei confronti dello yacht San Lorenzo 82, uno scafo lungo 25 metri, largo 6, con 4 cabine e capace di accogliere 10 passeggeri. Prezzo, secondo il giornale croato, 2 milioni di euro. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo da Verona, ripartiamo dalle proteste dei lavoratori che ieri sono scesi in sciopero alla Melegatti, una vicenda nella quale i sindacati attaccano le problematiche economiche del stabilimento, ha creato molti disagi, non consentono l'approvvigionamento necessario delle materie prime, degli imballaggi del prodotto, tanto che il processo di produzione viene avviato con una programmazione di giorno in giorno. Attaccano il fatto che i 70 dipendenti a tempo indeterminato, cui si affiancano circa 200 stagionali, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di agosto e probabilmente non vedranno nemmeno quello di settembre. È una situazione molto critica per lo storico marchio dolciario del Pandoro e Panettone Melegatti, 123 anni di storia, tanto da rendere critico anche un eventuale, ma ovviamente l'azienda assicura di no, però secondo i sindacati potrebbe esserci il rischio di non vedere quindi la produzione di questo Natale degli storici prodotti dell'azienda veronese, quindi sono situazioni molto calde in territorio veronese, appunto la lotta degli operai che è iniziata con lo sciopero in strada, come abbiamo visto. C'è una situazione critica invece, ma è tutt'altro settore, tutt'altro tema a Padova, via Chiesa Nuova, con i campi nomadi durante la notte e parcheggio durante il giorno. Sono esasperati i residenti di via Chiesa Nuova, che ogni mattina si trovano di fronte rifiuti, sporcizia e anche qualche danno lasciato da un gruppo di alcune famiglie di nomadi, tanto che il comune sta pensando all'installazione di alcune sbarre.
Lasciamo perdere. Ma fanno di tutto? Di tutto, si lavano con le bottiglie dell'acqua alla mattina. Ecco, non dico altro. La voce di questa residente è quella di tutte le persone che vivono in questa zona di Chiesa Nuova, popoloso quartiere di Padova. Dopo la chiusura del campo nomadi di Via Bassette, un gruppo di famiglie rom con le loro roulotte hanno scelto questo parcheggio dove arrivano nel pomeriggio e trascorrono tutta la notte. Cumuli di rifiuti, questa è la scena che si trovano davanti tutte le mattine i dipendenti della banca e chi qui parcheggia. Un disastro, raccontano i cittadini, che si aggiunge ai vestiti del cassonetto Caritas abbandonati sull'asfalto e all'odore acre che si respira in più di qualche punto nell'area verde. Esasperate le persone che ci vivono. Palpabile la rabbia di alcuni negozianti, stanchi di ripetuti furti e minacce. Una rabbia arrivata anche all'amministrazione comunale, che sta compiendo alcuni sopralluoghi con l'idea di posizionare strutture di metallo ad arco per consentire l'ingresso alle sole auto. Anche poche ore fa agenti addetti erano in sopralluogo. Un primo passo, ma la gente non ne può più. Sarà un mese più che ci sono. A giorni sì e giorni no, poi si spostano là. Adesso mettono le sbarre qui il comune, secondo lei serve a qualcosa? Non credo. Bisogna cambiare le leggi. Adesso la cronaca da Treviso, ciclista investito questa mattina lungo Viale 4 Novembre, un 37enne straniero del Bangladesh è stato travolto da un'auto, si trova ricoverato in serie condizioni all'ospedale, ancora da chiarire la dinamica, mentre a Conegliano una storia singolare che viene dalla cronaca giudiziaria con i genitori di una 13enne a processo per aver sottratto un 15enne, fidanzatino di lei, alla famiglia. I genitori di lui che portano in tribunale quelli di lei, accusandoli addirittura di sottrazione consensuale di minore, perché il 15enne, fidanzatino di una 13enne, è diventato subito di famiglia a casa della ragazzina. Anche troppo, secondo la mamma, che ha portato i consuoceri, chiamiamoli così, dritti davanti al giudice. Accade a Conegliano, i fatti risalgono al 2014. Un affetto esagerato, quello dimostrato dalla famiglia della 13enne, al punto da infastidire i suoi stessi genitori. Nella denuncia presentata in procura, sfociata poi nel processo, si argomenta un reato vero e proprio e non lieve. Il ragazzo ha iniziato a trascorrere via via sempre più tempo a casa della fidanzatina, un'invadenza che dapprima la madre del minorenne aveva apertamente contestato solo alzando il telefono, poi alla scoperta che i genitori di lei arrivavano anche a firmargli le giustificazioni scolastiche è stata lite aperta, degenerata con un intero weekend di fuga del ragazzo dai genitori di lei, una vera e propria scomparsa negata dalla controparte ma confermata dalle indagini e dalle celle telefoniche. Da qui la segnalazione ai carabinieri, i due quarantenni sono stati rinviati a giudizio, si difendono parlando di un semplice affetto e interesse per il benessere del 15enne, starà al giudice ora dipanare la controversia. Ricordo, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, se avete problemi, disagi da segnalare interverremo, allora redazione @antena3.it per mandare un messaggio, per scrivere una mail in cui sintetizzate qual è il problema, oppure 0422 023 0898 per mandare lasciare un messaggio vocale e raccontare il problema, oppure 351 175 5340 per mandare un sms o un WhatsApp in cui visualizzare eventualmente il problema. Adesso parliamo di scienza, parliamo di Nobel per la fisica che è stato assegnato dall'Accademia Reale di Svezia, un Nobel per la fisica che parla anche un po' padovano. Il premio Nobel per la fisica è assegnato a Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per l'importante ruolo ricoperto nella realizzazione della prima misura di onde gravitazionali e anche un po' padovano. Il primo ad accorgersi che il fenomeno, peraltro già previsto da Einstein nella teoria della relatività, era stato rilevato dall'interferometro Virgo a Cascina nei pressi di Pisa, è stato infatti Marco Drago, un ricercatore dell'Università di Padova che ora si trova in Germania. Ed è stato ancora Drago, assieme ad altri colleghi di Trento e della Florida, a mettere a punto l'algoritmo che valuta i dati raccolti dall'interferometro, vale a dire il sistema di allarme automatico, attraverso il quale è stato comunicato che i dati erano stati registrati dagli strumenti. Una festa chiaramente anche a Padova per quello che è accaduto, quindi per il trionfo del Nobel, una festa completamente diversa ma comunque sempre una festa a Pieve di Soligo per
107 anni, i 107 anni di nonna Maria Beltrame, che ha tagliato questo traguardo e spiega quali sono i suoi segreti. Nonna Maria Beltrame è nata nel lontano 1910 ed oggi ha festeggiato ben 107 primavere. La nonna più longeva di Pieve di Soligo è tra i più anziani del Veneto. Questa mattina ha ricevuto anche gli auguri del sindaco Stefano Soldani. Grazie, grazie. La signora Maria è probabilmente tra le più anziane del Veneto. Sì, sicuramente lo è, non ci sono molti centenari che arrivano a 107 anni, soprattutto in forma come la signora Maria. Nonna Maria ha avuto 4 figli, oggi è circondata dall'affetto di 6 nipoti e numerosi pronipoti. Nella sua vita ha lavorato come balia, ma ha fatto anche la barista e per anni ha seguito un negozio di alimentari. Vive con la figlia Emma, che con il marito la accudisce amorevolmente. L'anziana signora non ci sente proprio bene, ma ha un'ottima vista e la sua memoria è ancora lucida. Nonostante siano passati tanti anni, ricorda ancora come ha costruito la casa dove tuttora abita. La casa qua sono andata con una bestia, una vacca, a prenderla, i sassi, a fare la calce, questa è il calce del Piave. Poi la memoria torna quando ha prestato servizio come balia a Milano, con il rimorso di aver dovuto lasciare il suo piccolo appena nato. Ho dovuto lasciarlo a casa per poter guadagnare e mio marito era in prigionia. I ricordi poi tornano alla guerra, quando Maria è stata involontariamente protagonista di 2 conflitti mondiali. Ero bambina, mi prendeva e mi metteva sulla tavola in piede e rideva. E dopo loro beveva, si imbriagava, perdeva qualche soldino e mia mattina devi cercarlo. Saggia e attenta, Maria riesce ancora a mangiare senza assistenza e anche se in passato ha avuto una vita dura, sa essere ancora spiritosa. Signora, tanti auguri! Oggi ha compiuto 107 anni, tanti auguri! Grazie, grazie. Davvero tanti auguri a nonna Maria. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, prima di salutarci, ore 13, fra pochissimo, con l'assessore regionale Cristiano Corazzari, con Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave e referente regionale di Avviso Pubblico, Gastone Martorella, sindaco di San Fiore, Claudio Forleo, coautore del libro Lose for Life. Stasera 20:10 l'appuntamento con in studio Stefano Pelloni, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso, nonché membro dei giovani del PD, e Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega Nord. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Migliora un po' ovunque sulle nostre regioni dove torna a prevalere il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto diffusa parziale nuvolosità, soprattutto sui settori alpini e sulle alte pianure, ma con schiarite e soleggiate prevalenti. Sole altrove, salvo qualche nube alta, ma del tutto innocua. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi, i valori minimi tra 11 e 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà buono, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso un po' ovunque, con schiarite e soleggiate prevalenti. Temperature massime che risultano essere in leggero aumento, comprese tra 20 e 22 gradi, minime più o meno stazionarie sui 10-15 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento. Va evidenziata tuttavia qualche nebbia o foschia mattutina sui settori nord-orientali del Trentino. Temperature massime intorno ai 21-22 gradi, minime sui 9-10 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin.
Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.